Amici bellini, allora, perdonate il ritardo, ero un attimo anche su Canale 8 a parlare con Silvia Mele di tutte le cose del Napoli. Ci sono un po' di argomenti sul piatto, ovviamente si parla di stadio, si parla di prezzi perché se ne è parlato, e c'è anche una storia sullo stadio di una mascotte. Andiamo a parlarne, cominciamo. Allora, benvenuto Vincenzo Renis, come tutti i nuovi iscritti, lasciate dei like come vostra abitudine, io vi ringrazio sempre tantissimo, è un viaggio, è un percorso che facciamo insieme con la community ed è veramente straordinario. Non ho altre parole, non ho più parole, diceva un amico, non ho più parole. Con un Ambrabam tattico ci spostiamo di qua perché forse in post produzione metterò delle cose, ma c'è da parlare di alcune cose. Per esempio Kim ha fatto un po' di chiarezza su quell'intervista di cui abbiamo parlato anche ieri, e quando lui dice che è stanco e gli scappa la priorità, ecco, che in questo momento lui ha per quanto riguarda il Napoli, il suo club, e quindi è chiaro che ha fatto rumore nella sua nazione in Corea. Lui dice in questo momento la mia priorità deve essere il Napoli. Lui dice, chiede scusa perché è sua abitudine chiedere scusa se qualcuno si offende, è un ragazzo molto sensibile, fa parte della sua cultura, andare anche oltre quelle che sono le giustificazioni, non ti devi nemmeno giustificare più di tanto, però lui ricorda un po' a tutti che è andato anche in nazionale, che ha sempre dato il massimo per la nazionale, anche quando magari era un po' infortunato. Ricordiamo che Kim lavora sempre su un fastidio, lavora sempre su un fastidio al polpaccio, stringe i denti ed è sempre straordinario e dà sempre il 100% per la nazionale e per il Napoli. Quindi ha fatto un pochino di chiarezza e ha ricordato a tutti che dà comunque il massimo, che però la stagione è lunga e che i viaggi sono lunghi e c'è un toll da pagare quando si gioca a certi livelli, e in questo momento lui è mentalizzatissimo sul Napoli. Perché la cultura del lavoro, perché come dice Zielinski, perché come dice Spalletti, è bene che la città si prepari, che faccia le sue cose, anche colori la città d'azzurro, facciamolo bene. la riflessione è sempre quella, che se poi appendi queste cose, queste strisce azzurre e bianche, le appendi ai fili, ai tubi dell'acqua, e poi passa un un camion e si porta appresso tutti i fili e si spezzano poi i tubi, diventa un po' un problema. E quindi dobbiamo avere coscienza, farlo bene. A me piace vedere video della mia città che si sta colorando, non diamo fastidio a nessuno. È chiaro, dobbiamo evitare di fare cose, colorare monumenti, le strade, lì deve essere almeno temporaneo. Se è temporaneo, io credo che anche i turisti apprezzino una città che si colora e che è in festa, rispetto a una città grigia che magari potrebbe anche risultare più sporca. Quindi diciamole tutte le cose, e quindi va bene così. Per quanto riguarda poi lo stadio, è chiaro, sono usciti questi prezzi, il prezzo allo stadio fa sempre polemica, perché non sono sicuramente prezzi popolari anche nei settori popolari. La mia riflessione, senza dover nemmeno andare poi nel profondo, è che il prezzo lo fa sempre il mercato. Se questa partita è la prima volta che il Napoli è a un quarto di Champions, quindi è chiaro che ci sarà una maggiore domanda. Quando c'è una maggiore domanda è chiaro che la richiesta può aumentare. Credo che siamo in linea, me lo potete far sapere nei commenti, con i prezzi di tutta Europa. Se poi mi venite a dire che però il San Paolo Maradona come struttura, è un discorso che lascia il tempo che trova, perché la struttura è sempre quella, i parcheggi sono sempre quelli, e quindi lo abbiamo detto in passato quando lo stadio non si riempiva, lo diciamo adesso quando lo stadio si riempie, quindi non basta come giustificazione per mantenere dei prezzi bassi. È così che purtroppo si deve ragionare, e quindi vediamo anche almeno che il club avrà un ritorno economico anche importante, che non è male.
che assolutamente non è male. Per quanto però riguarda lo stadio, c'è questa storia che i miei amici abbonati mi hanno inoltrato su questa mascotte, un ragazzo che si è vestito da ciucciariello del Napoli, questa mascotte gigante, che di suo pugno comprava il suo biglietto, andava nei distinti, faceva fotografie con i bambini, una cosa molto apprezzata dai tifosi del Napoli. E poi ci sono state delle problematiche perché non è stato più ammesso con tutto il vestiario nei settori dello stadio, e lui ha provato con le Iene a contattare De Laurentiis non ricordava la sua presenza, poi dice De Laurentiis ricontattatemi per la partita con il Francoforte, ma durante la partita del Francoforte non c'è stato modo di contattarlo. Il discorso che fa le Iene è un pochino superficiale secondo me, perché in questo caso non è che possiamo dare a De Laurentiis colpe che non ha. Quando si tratta di cose particolari servono delle regolamentazioni, non si può permettere poi a chiunque di indossare un costume così enorme e sotto ci potrebbe stare qualsiasi cosa, servono delle regolamentazioni. Se vuoi fare la mascotte e non è ufficiale, se poi vuoi fare la mascotte ufficiale benissimo, ma è il Napoli che deve fare un bando, deve probabilmente fare delle... Tu dici ok, vogliamo la mascotte, chi lo vuole fare, chi si propone, lo mettiamo al libro paga, si seguono un iter burocratico, ci sono dei problemi sicuramente di sicurezza, le cose vanno fatte in un certo modo se le vuoi fare. Se De Laurentiis non lo vuole fare, ragazzi, è padronissimo di non farlo, Il discorso della mascotte è un discorso che negli altri sport si fa ed è importante. Vi ricordate quando De Laurentiis propose le cheerleader e poi non funzionò? Non tutte le cose poi prendono piede nel calcio. È una cosa simpatica che sicuramente i tifosi apprezzano, che i bambini apprezzano, lo stadio che si popola di famiglie vuole anche momenti del genere che vanno al di là del campo, però o vanno fatte bene o non si può fare, e non si può dare poi la colpa a De Laurentiis, cioè la questione è questa: De Laurentiis non può dire sì a tutto. Se lo vuole fare lui, benissimo, e si faccia per bene. Se poi ci sono delle regolamentazioni va approfondito il discorso e non si può dire fatelo entrare, sì, fatelo entrare, va bene, però sempre nei limiti di una regolamentazione che lo Stato, e lo sappiamo, se non possono entrare le bandiere, se non possono entrare i tamburi, vuol dire che c'è tutto un discorso un po' più ampio da seguire, regole da rispettare. L'anarchia purtroppo non è possibile, e quindi, anzi purtroppo, secondo me per fortuna non è possibile. A me piace tantissimo l'idea della mascotte, però si deve fare bene, lo deve fare De Laurentiis, lo deve invitare, lo deve fare entrare in tribuna, poi gli fa fare il giro di tutti i settori, lo fa entrare sul campo, esulta con 10 bellini. Sono tutte cose bellissime che si possono fare, ma si devono fare a tempo debito. In questo momento probabilmente ci sono altre cose più importanti per quanto riguardano i tifosi, che devono poter esultare, sventolare bandiere. È un discorso lungo da approfondire. In finale, nel finalissimo, è chiaro, altre notizie che sono uscite, la conferma che Paratici probabilmente verrà condannato anche dalla FIFA, quindi la FIFA estende quelle che sono le cose di fuori dal campo che stanno succedendo in Italia e diventano poi europee, quindi anche Paratici dovrà affrontare quelle che sono le conseguenze delle sue azioni, e questo era semplicemente questione di tempo, non ci sorprende. E poi nel finalissimo il discorso, visto che stiamo per affrontare queste 3 partite con il Milan, si fanno discorsi strani, è difficile giustamente vincerle tutte e 3, cosa preferiresti vincere, eccetera eccetera. Noi dobbiamo pensare a una cosa: è chiaro, al momento ti viene da dire puoi anche perdere in campionato e vinci in Champions, in campionato c'hai quel vantaggio, te lo puoi anche permettere. Però mi arriva e arriva quindi a voi una riflessione fatta da Guido, che noi parliamo quando c'è un momento di pausa. Il discorso secondo me importante da fare è anche in vista del futuro, perché se tu batti il Milan in campionato, poi dopo pensiamo alla Champions, ma se lo batti in campionato lo inguai potenzialmente nella corsa alla Champions. Allora, se il Napoli vuole aprire un ciclo, e ne parleremo poi sicuramente nella live, quindi state tuned, iscrivetevi al canale, alla campanella, il canale Telegram, tutti i live, sarebbe importante che il Napoli non si fermi nonostante il vantaggio eccezionale che ha creato e tutti gli altri sconti diretti, onorarli in un certo modo per poi far andare in Champions quelle che veramente lo meritano. E se riesci poi ad inguaiare squadre che hanno bisogno della Champions per restare a galla, allora lì che puoi veramente aprire un ciclo, perché sei forte tu
e indebolisci le altre, non necessariamente come si faceva all'epoca, per esempio la Juventus che compra i giocatori più forti, compra Higuain, compra Pjanic da quelle che erano le competitor, come faceva anche il Bayern di Monaco. Li puoi inguaiare sul campo, battendoli, mettendoli in crisi, poi perdono sicurezze, quindi non è detto che se lo batti in campionato, in Champions, loro mettono la storia in campo e ti battono, non è assolutamente detto. Quindi io vi dico questo: onorare il campionato, inguaiare il più possibile tutte le squadre che andiamo ad affrontare, e poi se la vedono tra di loro chi riesce a resistere, se si devono affannare, come lo stiamo dicendo da parecchi mesi, si devono affannare tra di loro e devono riuscire a uscire, a dare un senso alla stagione con la qualificazione Champions. Quindi il Napoli deve fare il suo dovere, e se chiedete a me, io ve la spiattello proprio lì, il mio sogno proibito, il mio desiderio più assoluto: vinciamo in campionato. Quindi ti dai anche quella forza, vinciamo in campionato. Poi magari, visto che è difficile vincerle tutte e tre, qualche Pioli si inventa la gabbia su Kvara, sullo Bozze, magari la prima in Champions puoi anche staccarla, no staccare, stacchi il biglietto, poi al ritorno di Champions stacchi il biglietto per la Champions e vinci la terza. Quindi 3 punti in campionato, perdi magari perché capita, non puoi vincerle tutte così, però poi vinci quella là finale con degli scarti di gol importanti, e lì se ne cade proprio tutto il teatro, perché sarebbe una cosa straordinaria che va oltre qualsiasi tipo di previsione assoluta per il Napoli. Quindi che bella stagione, che bello che siano finite le nazionali, non ce la si faceva più, la Scozia inguaia vincendolo con la Spagna, inguaia la Georgia di Kvara, che quindi anche lui deve tornare e deve concentrarsi sul club, perché sul club che poi si possono togliere degli sfizi questi giocatori importanti che a livello internazionale hanno meno possibilità. Vedi Kim, vedi lo stesso Osimhen, vedi Kvara. Si deve vincere a Napoli, poi cresci talmente e poi puoi fare del tuo futuro quello che vuoi. Nel frattempo vinciamo a Napoli. Da New York, Valerio Fludo è tutto, lasciatemi i vostri like, i vostri commenti, e ci avviciniamo piano piano verso la conferenza di Spalletti. Non vedo l'ora che Spalletti abbia devoluto in beneficenza il suo premio in denaro del premio Bearzot. Lo abbiamo detto tra di noi degli abbonati: un signore. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri al solito. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.